Buonasera a tutti. La Municipalità di Venezia, Murano e Burano e l'Ateneo Veneto avviano oggi una serie di incontri diretti ad approfondire, su un piano tecnico, operativo ma non solo, tutte le problematiche e le relative risoluzioni inerenti alla Basilica di San Marco, la piazza e l'intera area marciana. Prende così avvio oggi, questo pomeriggio, un percorso di conoscenza che procederà per tappe successive. Oggi si parla di Basilica e di piazza, poi parleremo di altri temi e seguirà questo percorso il principio della competenza, cioè parlerà chi sa, per arrivare in una prospettiva a coinvolgere la comunità dei cittadini veneziani e non solo, tutti coloro che hanno a cuore Venezia, per raccogliere idee e proposte per una ripartenza della nostra piazza e dell'intera città, oggi devastata dalla pandemia nella sua dimensione economica, sociale e anche culturale. L'incontro di oggi, lo dico a voi tutti, sarà poi programmato e riordinato e potrà essere rivisto sul canale YouTube dell'Ateneo Veneto e resterà sul canale per un periodo piuttosto lungo. Io sono felice di vedere qui oggi fisicamente presente nell'Aula Magna dell'Ateneo il Presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano, che è stato il promotore di questa idea, che ha accompagnato al consigliere Alberto Bernstein, che è il promotore organizzativo di questi incontri. E sono anche contento che il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, sia qui presente. È un onore per l'Ateneo averlo qui, perché lui rappresenta la più antica e prestigiosa carica della nostra Repubblica oggi esistente. E inoltre saluto anche i consiglieri della Municipalità di Venezia, Murano e Burano, che ci stanno seguendo sulla piattaforma Zoom. Voi siete, consiglieri, l'espressione democraticamente eletta di una parte significativa della nostra comunità veneziana. Oggi, vi dicevo, il tema è dedicato alla Basilica di San Marco e alla piazza. Per un veneziano è difficile anche solo nominare questi due straordinarie realtà senza provare emozione. Sono stati il palcoscenico della storia della Repubblica di Venezia. Potremmo dire che sono stati l'epicentro della civiltà veneziana. Ed è per questo che saperli in pericolo addirittura di devastazione, di possibile distruzione, come voi conoscete, ed è di questo di cui oggi parliamo, ci pone, credo, un interrogativo abbastanza inquietante per noi, comunità di veneziani che amano, che vivono questa città. Come abbiamo potuto tollerare che per oltre mezzo secolo questi beni così preziosi, così necessari per la nostra stessa identità di veneziani, fossero in pericolo, addirittura passibili in certi momenti di distruzione? È almeno dal 66 che vediamo immagini di questi luoghi che sono aggrediti dalle acque. Solo nel novembre del 19 abbiamo visto l'acqua scrosciare nella cripta della Basilica, immagini credo che nessuno può dimenticare. Sono immagini sconvolgenti. Ecco, io mi auguro che tutto questo oggi ci venga raccontato, che è prossimo a sparire, che non ci sarà più. Spero di sentirmelo dire dagli esperti che parleranno oggi, spero di sentire che i ritardi, per esempio, di cui si parla in questi giorni non sono veri o che non sono superabili, verranno presto superati. Spero di sentirmi dire, in definitiva, che questo incubo di sentire questi beni così preziosi per noi è finito. Ma devo anche aggiungere, lo faccio per onestà, di veneziano, che anche se per assurdo oggi svanisse il pericolo che incombe sulla Basilica, sulla piazza, sui nostri monumenti, se sparisse all'improvviso, ecco, io credo che resterebbe intatta la responsabilità collettiva dell'intera comunità veneziana per aver tollerato tutto questo per un tempo incredibilmente lungo. Ora, io non parlo di responsabilità tecniche, oggettive o di qualcuno, o delle istituzioni o no, io parlo veramente di perché molti tra l'altro come il primo procuratore, sono impegnati allo spasimo nella difesa della Basilica, non è quindi una questione individuale, io parlo di una responsabilità che per me è più importante, che è quella della responsabilità morale che riguarda noi tutti, me compreso, l'Ateneo, tutti quanti. Noi veneziani abbiamo ricevuto in custodia questi beni, li abbiamo ricevuti in custodia e siamo tenuti a trasferirli ai nostri posteri. Ora, i nostri antenati hanno, come il primo procuratore sa benissimo, hanno nei secoli
arricchito, curato, custodito, impreziosito questi monumenti. E noi veneziani di oggi non riusciamo nemmeno a conservarli diligentemente in sicurezza. Questa è la cosa paradossale, che credo sia inaccettabile, che vada modificata. E mi auguro anche che le cose che diremo oggi magari aiutino in questa direzione. Noi oggi, e vorrei concludere perché il mio intervento sarà brevissimo, noi oggi piangiamo le ferite di questa pandemia che ha inferto la nostra società. Lo vediamo ogni giorno, io credo che tutti conoscano qualcuno che o ha sofferto, o sta soffrendo, o magari mancato per questa vicenda terribile che ci ha colpito. Ma se noi dobbiamo pensare anche verso il futuro, dobbiamo pensare anche al futuro, a quello che ci aspetta, perché questi incontri devono essere rivolti anche al futuro, non solo al passato, al presente, o ai pericoli, ai rischi o ai drammi che stiamo vivendo. È il futuro dove sta arrivando un mondo nuovo, che noi non individuiamo molto bene, che non sappiamo ancora cos'è, ma certamente è un mondo nuovo che sta arrivando. Pensare che tutto tornerà prima come un magico interruttore è assolutamente impensabile. Ecco, questo mondo nuovo che sta arrivando, io vedo che sta introducendo una serie di importantissime mutazioni che per la prima volta, forse nella storia recente della nostra città, non vanno contro la città, ma sono a favore della nostra città. È un discorso lungo, ma pensate un po'. Cosa significa, per esempio, aver sperimentato su così larga scala il telelavoro? Il Sole 24 Ore la settimana scorsa diceva che solo il 13% delle medie e grandi imprese italiane pensa di ritornare alle condizioni di lavoro precedenti. Quindi vuol dire che ci saranno almeno 5-6 milioni di italiani che potranno scegliere il luogo dove lavorare. Non è una rivoluzione questa, secondo me è una rivoluzione non importante, straordinaria. Ma pensate anche all'attenzione che si sta prestando, ve ne siete accorti, il tono è cambiato della politica, dell'economia, dell'informazione, il tono, l'attenzione che si dà ai problemi dell'ambiente, alla qualità dell'ambiente, sia esso umano, sia esso naturale, è qualcosa di profondamente nuovo. E pensiamo anche a un'altra cosa che è ancora più profonda. Il metro di misura della qualità complessiva della vita sta profondamente mutando. Tutto quello che ieri contribuiva a rendere una vita appetibile, oggi sta svanendo. Pensate, non so, alle automobili. Una volta la qualità della vita era data dall'accessibilità all'automobile, l'automobile deve essere vicino a casa tua. Oggi addirittura non usare l'automobile è un parametro per dire la qualità della vita è buona, e così via. Allora, tutti quei parametri che in fondo andavano contro la nostra città, perché la nostra città non ha automobili, bisogna andare a piedi, tutto è più lento, il lavoro è più complicato, se uno deve andare a lavorare fuori, deve viaggiare, andare all'aeroporto, è tutto complesso. Ecco, tutto quello che incideva negativamente sulla città sta rendendo la nostra città estremamente competitiva. Può essere che nel XXI secolo in cui stiamo vivendo la nostra città, Venezia, diventi addirittura il paradigma di un modo moderno e positivo di vivere. Vi rendete conto cosa significa questo? Quindi anche attraverso queste opportunità che io ho delineato in maniera molto galoppante, ma che andrebbero ovviamente approfondite, ma anche attraverso queste opportunità, io credo che vada ripensato come far rinascere il cuore della nostra città, quello che ho chiamato l'epicentro della nostra civiltà veneziana. Anche attraverso queste opportunità può rinascere una Venezia uguale a se stessa, ma diversa e più moderna. E credo che queste riflessioni possano in qualche modo, nel percorso che vi ho delineato, portare anche a questo tipo di considerazioni, che forse sono importanti. Ecco, io mi fermo qui perché non voglio andare oltre, ho promesso di fare 5 minuti e credo di averli rispettati. Io sono molto lieto di essere qui come Presidente dell'Ateneo, assistere a questa cosa, essere anche il moderatore degli interventi. E quindi ringrazio tutti, ringrazio i relatori che citerò uno per uno quando verranno chiamati al podio. Adesso sono lieto di cedere la parola al Presidente della Municipalità, che prego di venire, Marco Borghi, che prego di venire al podio per darci un saluto. Grazie. Tradisco una certa emozione essere qui in presenza di questa magnifica Aula Magna dopo un anno, 2 mesi e 14 giorni. Era il 2 febbraio del 2020, assistevo a un bellissimo concerto di Emilia Magnani in occasione della giornata della memoria. È un segnale che noi tutti crediamo sia importante cogliere in questo momento di ripartire, di esserci e di contribuire per la nostra città. Naturalmente il ringraziamento principale va all'Ateneo, al suo Presidente, con il quale abbiamo voluto condividere questo importante momento di riflessione
sul luogo simbolo della città, Piazza San Marco, simbolo ancora di più oggi della sofferenza di questa città. San Marco è diventato a livello nazionale e internazionale il luogo che trasmette in maniera diretta ciò che la nostra città in questo anno e mezzo sta vivendo. E la municipalità, tra i suoi obiettivi, tra le sue finalità, ha proprio questo: creare momenti di incontro, di discussione, di confronto su temi che fanno parte del nostro essere quotidiano nella città. Quindi ringrazio l'Ateneo, ma ringrazio moltissimo i miei consiglieri che tutti insieme hanno voluto condividere questa esperienza, che continuerà con altri incontri per un dibattito finale che per noi sarà molto importante. Noi siamo una municipalità appena insediata, molti di noi è la prima esperienza politica, e quindi capire, sentire dalle voci dei competenti, delle professionalità cosa sta succedendo intorno alla Piazza San Marco è fondamentale per il nostro agire politico. Per me è un onore, ripeto, perché noi rappresentiamo il territorio della città di Venezia. La città di Venezia è in questo momento il luogo che più sta soffrendo rispetto ad altri territori del comune. E questa è un'occasione, credo, di crescita. Si cresce tutti insieme, si discute tutti insieme, si avanza tutti insieme, e questo è un momento, credo, assolutamente fondamentale. Mi auguro che ci siano altre occasioni nel prossimo futuro di confronto in questo luogo così importante per la vita culturale, sociale e cittadina. L'Ateneo Veneto è un luogo, con la L maiuscola, sottolineo, è un luogo che apre, che non chiude, è un luogo che rispetta la mission di questa città, di essere aperti, di trovare opportunità, di creare occasioni di dialogo, di confronto. E San Marco merita questo, per cui veramente ancora un ringraziamento a tutti voi. Spero che sia assolutamente proficuo questo incontro. Ringrazio anch'io a tutti i relatori che oggi hanno voluto condividere con noi questo importante momento, e lascio la parola al primo procuratore che sicuramente sulla Basilica, questo inestimabile gioiello che noi dobbiamo non solo tutelare, noi dobbiamo far proprio, noi dobbiamo rientrare nei nostri luoghi. I nostri luoghi sono la priorità delle città, poi ovviamente sono disponibili a tutti, ma i nostri luoghi restano le nostre difese. La Basilica è un luogo fondamentale, è un luogo che non può essere altrimenti delegato, e quindi grazie ancora, e lascio la parola al dottor Tesserin che sicuramente meglio di me potrà interpretare il sentimento dei veneziani e di tutto il mondo nei confronti di questo straordinario, unico gioiello che è la Basilica di San Marco. Grazie. Sono vivamente onorato di poter oggi portare il saluto della realtà della Basilica di San Marco, e in particolare della Procuratoria di San Marco, a questo incontro che noi consideriamo non importante ma importantissimo. Ci tengo a segnalare un dato che da solo ci dà il termometro delle nostre preoccupazioni. Oggi, dalla nefasta data del 12 novembre del 2019, sono passati più di 500 giorni. Se noi ci parametriamo con quanto tempo è stato consumato a Genova per ricostruire il ponte su Genova, ci rendiamo conto di quanto siamo in ritardo nel rispondere ai drammi, perché sono drammatici dei drammi che hanno colpito la realtà di Venezia. Però consentitemi che io ringrazi davvero molto
l'Ateneo Veneto per aver voluto questo incontro, per aver voluto con molta determinazione, in particolare il Presidente e i suoi collaboratori, per obbligarci a fare un po' il punto della situazione e a renderci conto di quello di drammatico che stiamo vivendo tutti. Tutti noi, ormai da oltre un anno, siamo immersi nella pandemia che ha colto la realtà mondiale, che ha colpito la realtà mondiale. E questo ha fatto sì che le problematiche di Venezia, che sembravano finalmente nel novembre del 2019 fossero affrontati, sono stati occultati da questa situazione drammatica, giustamente per alcuni aspetti, che ha fatto sì che per le condizioni di Venezia sia partita una condizione di non percezione di quello che si sarebbe dovuto con enorme determinazione e velocità porre a risposta. E quindi noi siamo qui oggi a essere partecipi di come fare per uscire dal problema del virus drammatico, ma nel contempo a denunciare come le tematiche di Venezia non siano state risolte e men che meno affrontate con la determinazione che sarebbe stata assolutamente necessaria. Noi abbiamo la responsabilità di tutelare e gestire la realtà della Basilica. La Basilica però è un tutt'uno, non è possibile scindere la Basilica di Venezia dalla Venezia nella sua interezza. In particolare la Basilica e la piazza di San Marco, che sono un tutt'uno, ma la laguna è un tutt'uno con la realtà di Venezia. Ebbene, possiamo registrare in positivo che nella immediatezza del disastro che si è verificato a novembre del 19, noi avevamo con forza un anno prima, per la quanta che avevamo avuto il 28 di ottobre del 2018, emesso un documento fatto alla realtà mondiale per significare come i danni che in allora aveva ricevuto la Basilica erano drammatici. Purtroppo quel richiamo che noi abbiamo fatto non ha avuto risposta, anche se noi in data 13 aprile dell'anno successivo 2019 abbiamo fatto un numeroso convegno al Palazzo Ducale, più di 500 i presenti, dove abbiamo presentato un nostro progetto per poter risolvere i problemi della Basilica, facendo immediatamente presente che volevamo una difesa della Basilica temporanea, perché San Marco deve rimanere bello così com'è, sempre essere in qualsiasi modo deturpato da qualsiasi cosa che si volesse fare per salvarlo. Ebbene, a quel convegno avevamo avuto una grande risonanza e risposta, senza però poi arrivare alle conclusioni. Abbiamo dovuto subire l'acqua alta del 12 di novembre e oggi dover verificare che da allora ad oggi, ripeto, sono passati più di 500 giorni. Di questa stagione pensare cosa vuol dire 500 giorni, con l'andamento climatico così come modificato in termini peggiorativi per tutti, ci mette nella condizione di sapere che quello che noi giornalmente facciamo in Basilica, tenete conto che noi la Basilica non l'abbiamo mai chiusa, che i nostri operai, che sono più di 20, operano in Basilica tutti i giorni, che abbiamo fatto dei lavori importanti per mettere mano alle condizioni di maggiore urgenza, ma che la Basilica nei prossimi anni dovrà affrontare investimenti per superiori ai 50 milioni di riferimento. E allora la riunione di oggi per noi è vitale, importante, perché la presenza delle istituzioni in rappresentanza del Comune e i punti di riferimento a livello della realtà del centro di Venezia e della laguna sono importantissimi. Sapendo che noi siamo qua per convincere tutti che non possiamo
non avere il massimo delle attenzioni, il massimo dello sforzo per ridare alla realtà del mondo Venezia com'era e così come sarà. Sapendo però che il mondo cammina, non sta fermo. Dobbiamo sapere che prendiamo l'esempio di oggi e siamo qui all'Ateneo Veneto e scopriamo che c'è qualcosa di nuovo. Non lo sapevo, l'ho scoperto qui. Bravi gli amministratori che hanno voluto renderlo più in linea con i tempi, facendocelo godere di più. È uno degli esempi bellissimi di cui Venezia deve far tesoro per trasferirlo alla realtà veneziana intera, per avere questa capacità che si protrae in termini di eccellenza. Finisco davvero ringraziare quelli che ci hanno invitato e che oggi ci ospitano qui, augurandoci però che immediatamente seguano le determinazioni, le decisioni. Abbiamo bisogno che queste si verifichino immediatamente. Io continuo a dire, guardate, che la realtà di Venezia non può sopportare un altro inverno senza aver messo in sicurezza la Basilica, senza aver perlomeno iniziato di mettere in sicurezza la realtà della piazza di San Marco. Perché altrimenti le condizioni climatiche che continuano a peggiorare e continueranno a peggiorare, se noi non mettiamo un riparo, sarà sempre peggio. Oggi siamo ancora ai limiti di poter intervenire per avere risultati di certezza per i secoli a divenire. Però dobbiamo farlo con immediata tempestività e con rispetto di quella che è la storia di Venezia e la realtà di tutti noi. Grazie ancora per la riunione di oggi, grazie perché potremo ascoltare i rappresentanti nostri, quelli che hanno scritto il documento, il proto nostro, che ha lavorato in questi anni proprio anche a favore della messa in sicurezza insieme all'ingegnere Rinaldo, ma anche a tutti gli altri che riguardano la realtà complessiva. Devo esprimere un grazie alle istituzioni rappresentate da quello che prima si chiamava il magistrato, da quelli che oggi rappresentano quello che era il consorzio di prima, che operino e che operino con tempestività, sapendo che noi dobbiamo quanto prima sapere con certezza se il Mose è in grado definitivo di salvarci, perché se così non fosse bisognerebbe avere un'alternativa, ma la obbligatorietà di metterlo in prova è un dato essenziale. E bisognerà che la realtà della chiusura delle bocche di porto sia il più rapidamente possibile avere a fianco la messa in sicurezza di quella che è la piazza di San Marco. Grazie ancora per questa possibilità importante, ma grazie all'Ateneo Veneto, come in tante altre occasioni in cui la città ha saputo dare dei grandi insegnamenti e degli indirizzi che usualmente sono stati fortemente positivi per tutti noi. Ancora grazie e buon lavoro. Grazie. Allora, io riprendo la parola da qui per dirvi alcune brevi informazioni su come si svolgerà questa riunione. Abbiamo un numero importante di interventi, sono interventi tutti come vedrete, di altissimo livello e di grande qualità, per cui sarà necessario che i relatori siano, come posso dire, si adeguino ai tempi per cercare appunto di parlare tutti e avere anche lo spazio per qualche domanda. Se il consigliere Alberto Bernstein non mi contraddice, io vorrei informarvi che adesso avremo due interventi, l'architetto Mario Piana, il professor Mario Piana e l'ingegnere Daniele Rinaldo. Ecco, successivamente a questi due interventi che riguarderanno un aspetto specifico, cioè la Basilica, gli interventi e i suoi problemi, potremo avere un piccolo spazio per le domande, per cui se i consiglieri che ci ascoltano ritengono di avere delle domande possono prenotarsi sin d'ora attraverso il canale Zoom. È corretto? Bene, allora io chiamerei l'architetto Mario Piana ad avviare il suo intervento. Un attimo che volevo appunto dire due parole sull'architetto Mario Piana. L'architetto Mario Piana è innanzitutto proto della Basilica di San Marco.
E già questo, diciamo, lo rende più che qualificato a parlare quest'oggi. Ma al di là di questo anche un'esperienza vastissima nel campo dei restauri, una grandissima esperienza, sia sul fronte privato, dal punto di vista della soprintendenza dove ha lavorato, e sia sul fronte, pubblico, sia sul fronte privato come professionista. E quindi un esperto riconosciuto e apprezzato anche a livello internazionale, è stato consulente dell'UNESCO e ha anche partecipato alla Biennale con alcuni suoi restauri, che credo farà un intervento di grandissimo interesse. Per cui lo invito a svolgere la sua relazione e lo ringrazio sin d'ora. Grazie, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. La Basilica di San Marco, che è collocata nel punto più depresso della città, davanti al portale maggiore e anche all'interno del suo portico, del nartece, la quota è di circa 62 cm sul livello attuale del mare, soffre particolarmente del fenomeno dell'acque alte. Ha sofferto e soffre sempre di più, anche se poi vedremo con i prossimi interventi quanto è stato già fatto, fortunatamente, per abbattere almeno le maree medio-basse, e ha portato certo non un beneficio, ma un'attenuazione di quello che era il degrado sempre più esasperato che colpisce la veneranda fabbrica. Un degrado dovuto alla risalita capillare dell'umidità, dato che le acque alte bagnano, sono libere di bagnare il piede delle murature, talvolta per più di 1 metro, come è avvenuto nell'ultima grande acqua alta, e apportando quindi sali, dato che è acqua salmastra, anzi salata, sostanzialmente oramai è pari a quella del mare Adriatico, apportando sempre maggiori quantità di sali, dato che l'acqua sale, evapora, i sali si depositano e si formano cristallizzazioni saline, come vedete, sempre più preoccupanti, alcune ad efflorescenza, quindi sulle superfici dei mosaici, delle pietre, dei marmi e così via, altre ancora più pericolose al di sotto di questi, che tendono a staccare i supporti dalle pareti murarie. Si tratta di danni apparentemente poco apprezzabili ogni volta che avviene questo fenomeno. Quello che vedete è una base in verde antico, in marmo verde antico, profondamente ormai danneggiata, ed è stata fotografata il giorno dopo l'acqua alta del 2018, il 1,57 m del 2018. Certo, piccoli frammenti, ma non bisogna dimenticare che se si confrontano tra di loro le immagini, la prima che vedete a sinistra del 1921, di una base presente sempre nel portale maggiore, in 100 pietre, è un mandolato che viene dall'isola d'Arbe, e la confrontiamo con la condizione attuale, vedete quanto è stato perduto nelle modanature, nei basamenti, e quanto fra un po' dovremmo affrontare, spero qualcuno dopo di me ovviamente, il più tardi possibile, degli interventi purtroppo di consolidamento e forse di sostituzione di questi elementi per evitare problemi di dissesto gravi della Basilica. Le acque alte aggrediscono le cruste marmoree, che sono presenti su tutti i prospetti all'esterno e all'interno, apportando sali e provocando danni gravissimi. Alcune di queste, come vedete, sono state incartate, protette per evitare perdite di materiali. Particolarmente preoccupante per le cruste marmoree, perché il loro spessore è veramente esile, 3 centimetri grosso modo, un 1/12 di un piede veneziano, e dunque i sistemi di fissaggio, i martelletti come vedete, che trattengono una lastra con l'altra, la muratura, e che sono montati con una procedura molto semplice e molto anche magistrale, dato che sono tutte lastre distaccate dalla muratura stessa, non hanno malte di allettamento, perché queste costituirebbero un ponte fisico che avrebbe condotto l'acqua, se fossero state allettate dalle murature stesse alle lastre. Una tecnica che si è sviluppata sostanzialmente a Venezia, ma che purtroppo porta a danni sempre maggiori
Ve ne mostro uno solo, quello del capitello sofferto dai rivestimenti del pilastro vicino al capitello del crocifisso all'interno della basilica, dove alcune lastre oramai talmente degradate sono state smontate inevitabilmente, riparate e rimontate. Sono state operazioni molto delicate, il rischio di fratturare lastre così sottili è sempre presente, ma che le nostre maestranze, fortunatamente molto abili, devo dire molto capaci, particolarmente capaci di intervenire, oramai addestrate lungamente purtroppo a condurre queste operazioni, riescono a realizzare in maniera accettabile e ottimale. La grande acqua alta del novembre del 19, purtroppo quello che ha invaso l'intero pavimento della basilica, parte da 1,57 m, la quota minima davanti alla porta d'ingresso verso l'altare della Madonna Nicopea, e ha invaso per più di 70 cm anche l'abside della chiesa, ha creato dei danni gravissimi, danni che abbiamo dovuto affrontare immediatamente. Ad esempio danni dei mosaici della tomba Faliera, è una tomba transenna che è presente sulla controfacciata all'interno del portico del nartece della Basilica di San Marco, dove nei giorni successivi hanno cominciato a mostrarsi dei distacchi pesantissimi, come vedete, di aree di mosaico, che sono state incartate, protette con della carta giapponese e della resina, in maniera tale da evitare perdite, e che ci ha obbligato, adesso vedete una ripresa al laser scanner di grande dettaglio, ci ha obbligato a incartare, intelare l'intera parte del mosaico, compresa tutta la parte a oro che sta nel catino superiore, per staccarla. Purtroppo è un'operazione che si fa sempre con il cuore gonfio di perplessità, perché inevitabilmente questo comporta una perdita comunque di materia storica e che si sta in questo momento restaurando. Ma poi i danni sono venuti anche su tutte le parti che sono state immerse e ci hanno costretto a operare lunghissime operazioni di desalinizzazione. Ne vedete alcune fatte nella cripta, su fusti di marmo proconnesio che vengono dall'isola di Marmara, fortunatamente abbastanza ben resistenti all'azione della cristallizzazione salina. Ne vedete uno completamente incartato, fatto molto semplicemente con dell'acqua distillata e della carta senza colla che viene applicata sulle parti da cui estrarre il sale. L'acqua evapora, la cristallizzazione dei sali che ha sciolto all'interno dei pori della pietra vengono portati sui fogli di carta, questi vengono buttati e le operazioni talvolta sono state ripetute per 20-30 volte in maniera tale da ridurre il più possibile quello che è la materia, i sali, soprattutto il cloruro sodico, che aggrediscono questi materiali. Interventi di desalinizzazione, interventi anche diffusissimi di raffermamento, di bloccaggio di quelle che erano le croste, come vedete in fase di distacco, che qua e là abbiamo dovuto, con interventi numerosissimi, bloccare con microiniezioni di resina in maniera tale da conservare il più possibile la materia in posizione. Ma poi purtroppo i danni hanno interessato anche i due altari gemelli, vedete l'altare di San Paolo e l'altare di San Giacomo, è stato dei bellissimi altari rinascimentali, una delle prime apparizioni del nuovo linguaggio dell'architettura in città, dove tutta la parte inferiore della mensa, degli antependi, della parte insomma frontale della mensa, dei gradini e delle alette che al di qua e al di là avvolgono, sono posti ai fianchi della mensa, che hanno subito danni pesantissimi, li vedete qua, con perdite di materiali, che ci hanno costretto anche in questo caso a avviare un intervento d'urgenza per desalinizzarli, che è consistito anche in questo caso purtroppo nella rimozione degli elementi marmorei e nell'immersione in acqua, con lavaggi continui, con cambi settimanali dell'acqua, in maniera tale da diluire i sali presenti all'interno degli elementi scolpiti, ma anche delle modanature dei gradini e così via, in modo tale via via progressivamente a ridurli. I
lavaggi vengono accompagnati da misurazioni della conducibilità dell'acqua, più sale c'è più l'elettricità passa nell'acqua, e quindi quando si avvicina allo zero, alla stessa conducibilità dell'acqua distillata, l'operazione viene bloccata, gli elementi lasciati asciugare perfettamente, rimontati e poi consolidati e protetti. Ma poi sulla pavimentazione della chiesa invasa dall'acqua, tantissimi sono stati gli interventi che abbiamo dovuto fare, quasi tutti interventi d'urgenza. Ne vediamo uno relativo con i restauratori, le nostre maestranze tutte impegnate nel restauro del cosiddetto mare, cioè di queste grandi lastre di marmo proconnesio che formano una sorta di tappeto ondulato che sta di sotto della cupola maggiore, quindi in prossimità della transenna che divide la zona presbiteriale dall'aula della chiesa, con interventi che sono stati fatti di iniezione, 1,5 metri cubo quasi abbiamo inserito con di malte di intasamento per riempire tutti i fori, tutte le cavità che stavano al di sotto di queste lastre, che hanno anche uno spessore relativamente ridotto e che col tempo si erano fratturate in moltissime parti, piene d'acqua. E quindi quando abbiamo inserito queste malte di consolidamento a base di calce aerea, l'acqua salata ha continuato a uscire, è stata espulsa fino a portarla all'eliminazione completa. E poi vedete un'operazione di ripresa delle nuove stuccature. Erano stuccature cementizie che sono state riprese per intonare e almeno attenuare il fastidio di queste fratture. E tantissimi altri interventi sono stati fatti sulla pavimentazione della chiesa, quella per andare a risolvere, anche se momentaneamente, ridare consistenza insomma ai danni. Vedete un sollevamento di un tratto delle malte di allettamento, di un tratto di mosaico pavimentale di opus sectile e tessellatum, laddove l'acqua alta ha prodotto dei distacchi, degli innalzamenti che anche in questo caso sono stati colmati e sono stati riparati talvolta con la mancanza e la perdita delle tessere, con delle stuccature provvisorie, in attesa di affrontare via via, ma con impegni ben maggiori e con tempi e costi naturalmente molto maggiori, il restauro definitivo. E alcune parti, purtroppo tra le più antiche, come quelle che vedete nell'immagine soprastante di due pavoni che si affrontano tra di loro con un grande vaso centrale da cui partono i racemi vegetali, ha subito gravissimi degradi. Siamo nella navata destra della chiesa, in prossimità della porta che conduce al battistero, che comunica col battistero, lo vedete qua nel disegno, nel rilievo fatto da Antonio Visentini nel 1725, che hanno subito danni gravissimi con distacchi, un tratto di coda di uno dei due pavoni, bolle che si sono fermate anche di 5-6 centimetri di altezza, che ci hanno costretti a, anche in questo caso, fare degli interventi immediati di bendatura. Poi la bendatura con tripli strati di tessuto è stata estesa all'intero tratto pavimentale, un tratto molto esteso, molto ampio, e per inevitabilmente anche in questo caso sollevarla. Vedete le parti di distacco con cui è stato separato il mosaico per poterla alzare separatamente, un tratto del mosaico distaccato, e per poterlo girare, restaurare a rovescio. Vediamo un tratto di restauro con una parte anche di integrazione dove le tessere mancavano, laddove è necessario rimuovere tutte le malte degradate, completamente incapaci oramai di mantenere in posizione gli elementi delle tessere che compongono questo pavimento, per poi rimontarlo alla fine. Anche queste naturalmente sono state desalinizzate, e il tratto centrale, che era il tratto che conserva sostanzialmente ancora la parte medievale di questo elemento decorativo, di questo pavimento in opus tessellatum, dato che
ancora le malte avevano una certa consistenza e per non perdere le malte di allettamento abbiamo preferito, è stato un intervento sperimentale, fortunatamente sta camminando per il verso giusto, abbiamo preferito rimuoverlo completamente, non separarlo in tante parti, ma irrigidirlo con dei morali lignei e poi con delle bendature in fibra di carbonio e resina, in maniera tale da irrigidirlo, poterlo alzare, farlo scorrere su un binario che abbiamo montato su un ponteggio, lo vedevo in fase di trasporto, è stato di un peso di circa 200-230 kg, per poi essere collocato in una delle vasche, la vediamo in fondo, di desalinizzazione anche in questo caso, e vedete questo tratto appunto che nel giro, spero oramai di 2 o 3 settimane, l'operazione oramai dura da 3 mesi, con cambi settimanali d'acqua, dovrebbe giungere a uno stadio di liberazione di sali solubili pressoché completo. Dopodiché verrà rigirato, verrà ricoperto da una sottofondo di cotto macinato e calce, in maniera tale, un sottofondo leggermente bombato, in maniera tale che poi possa essere depositato su uno strato preparatorio nuovamente predisposto, senza che si formino delle bolle, perché altrimenti questo cederebbe in fase di rimontaggio. In questa maniera abbiamo cercato di salvare anche la parte non solo delle tessere di mosaico, ma anche dei suoi sottofondi laddove sono consistenti. Ma purtroppo le acque alte sono arrivate a mettere in crisi alcuni elementi strutturali e a portare e a minacciare dei dissesti e talvolta la caduta di intere parti del complesso decorativo della chiesa. E mi riferisco in particolare a queste 4 colonne. Sono colonne ornamentali, libere, quindi che non portano alcun peso, non sono interessate dal carico delle volte della nartece, che sono poste ai fianchi della porta di San Pietro, è quella che conduce nella navata sinistra, agli inizi del XIII secolo, dopo la Quarta Crociata probabilmente, tutte composte da spoglia, da materiali di recupero. I capitelli provengono quasi certamente dal Palazzo Imperiale di Costantinopoli, vi sono coppie di aquile, vi sono teste di leone che sono chiaramente dei simboli imperiali, e gli specialisti la danno come proveniente da uno dei tanti corpi di fabbrica, non sappiamo quali, del complesso delle Blacerne, del Palazzo Imperiale di Costantinopoli, che sono stati montati, e i fusti in marmo Aquitania provengono quasi certamente da un edificio di Aquileia, abbandonato e abbattuto da un sisma, dato che i fusti sono spezzati in 2 o 3 parti tra di loro e ci sono segni chiari di espulsione della materia del marmo di Aquitania, laddove hanno battuto si sono spezzati e dove si formano delle fratture di tipo concoidali, delle espulsioni di tipo concoidali che fanno pensare proprio all'abbattimento di questo edificio da un sisma. E sono stati rimontati a San Marco, quindi agli inizi del XIII secolo, aggiustandoli, aggiungendo elementi interi, collarini, basi, per poterli ridare l'altezza e riparandoli, unendo tra loro le parti spezzate, con dei perni interni, pensate, fissati con della colofonia, cioè con della resina di pino utilizzata a caldo, che nelle parti non immerse dall'acqua alta ancora resiste. E ponendo poi delle grappe, si vedono qua delle grappe metalliche esterne, in maniera tale da mantenerli insieme. Una condizione però già precaria prima. Vedete una delle basi della seconda colonna, la più vicina della coppia di sinistra alla porta d'ingresso, che è stata alla meno peggio cerchiata con una fasciatura in maniera tale da contenere le gravissime fratture che si erano formate dovute all'acqua alta che, bagnando, penetrando all'interno degli interstizi tra la base e la parte ricostruita. Tutto questo tratto è stato ricostruito, è stato un grande tassello rotondo applicato dai costruttori, dagli innalzatori nel XIII secolo, quando sono state applicate a San Marco, e che ha purtroppo degradato, ossidato fortemente i perni metallici, quali nella loro espansione hanno fratturato, lo vedremo in maniera gravissima, questa colonna. Ma non solo questa, vediamo l'altra.
che sta dalla parte sinistra, invece vicino alla porta d'ingresso, dove fratture, anche queste che si erano propagate nel corso dei secoli, e anch'essa giuntata con un grande tassello alla base e poi con riporti vari di materiali per renderla grosso modo uguale alle altre, e proprio nei giorni immediatamente seguenti la prima grande invasione, quella del 1,57 m del 2018, nell'ispezione che abbiamo compiuto per controllare i danni ci siamo resi conto che queste due cerchiature in rame che erano state collocate negli anni 70, quella inferiore mostrava una delle alette, diciamo nella parte retrostante, erano state applicate ovviamente collegate nella parte retrostante tra di loro, con la presenza di una cricca, di una frattura. Quindi si stava aprendo, il sistema evidentemente stava collassando, e questo ci ha consigliato di operare un'immediata cerchiatura con reti di acciaio inossidabile e resina epossidica provvisoria, in maniera tale da contenere questa frattura e impedire il crollo. Poi le colonne sono state anche puntellate utilizzando dei tubi a tubo giunto, in maniera tale da mantenerle in posizione, ed è stato approntato un progetto che è partito poco dopo per poterle consolidare. Un intervento che ha dovuto necessariamente ricorrere alla progettazione, che è stata affidata a uno studio di ingegneria, di una struttura in carpenteria metallica, la vedete collocata all'interno dell'arcece vicino a una coppia di colonne, poi è stata spostata sull'altra coppia di colonne, dotata di un solaio intermedio su cui appoggiare i capitelli che dovevano essere rimossi prima di alzare il fusto, e dotata di una putrella sulla sommità, fissata naturalmente di qua di là, ma spostabile in maniera tale da metterla al di sopra delle colonne, dei capitelli e poi di fusti, in maniera tale da agganciarli e poterli alzare. L'operazione insomma è stata quella di alzare il capitello, spostarlo su questo impalcato. Do come informazione una cosa molto interessante e divertente, perché la faccia nascosta della luna dei capitelli, cioè quella rivolta alla parete e ai rivestimenti della parete del nartece, ci ha dato delle sorprese. Abbiamo trovato larghe tracce di una doppia doratura, una prima iniziale probabilmente operata nella prima metà del IX secolo, cioè quando gli storici, gli specialisti datano l'intaglio di questi capitelli, e una seconda doratura sul cinabro applicata quando probabilmente sono stati montati nel nartece marciano. Ma abbiamo trovato anche sull'ala di una delle aquile, all'interno di una fascia, e su una sola di queste aquile ancora la presenza di un frammento di vetro colorato al cobalto. Sono state fatte delle analisi, l'abbiamo lasciato in posto naturalmente, e quindi è stato rimontato, e là non è visibile, ma con una strumentazione portatile siamo riusciti a individuare anche che tipo di vetro, è un blu intenso realizzato appunto con l'aggiunta di sale di cobalto. E naturalmente per alzare i capitelli sono stati protetti nelle aree che sarebbero entrate in contatto con le fasciature e le legature alla base e in vari punti per poterlo alzare, nei punti di contatto, e sono state predisposte delle sorte di tenaglie lignee in cui alloggiare le fasce di contatto, che poi sarebbero state agganciate al paranco di tiro, in maniera tale da saltare e impedire ogni danno a racemi intagliati, che sono racemi intagliati a giorno, cioè non sono semplicemente i bassorilievi, ma sono vuoti anche all'interno e rimangono in posizione solo per piccoli ponti che sono stati lasciati dallo scultore in maniera tale da mantenerli in posizione. E di più, nei punti superiori, nell'abaco e nella base, sono stati anche inseriti dei sacchetti riempiti di resina epossidica ancora fresca, in maniera tale che stringendo questa tenaglia, questi andassero a deformarsi, distribuendo il carico che inevitabilmente era dato dalla fasciatura collegata alla legatura inferiore, in maniera da ridurre o eliminare, non è successo nulla per fortuna, ogni possibile danno al capitello. E poi i capitelli sono stati alzati, legati con delle cime di equilibrio in maniera tale che non sbandassero, e asportati.
L'operazione più difficile è stata affrontata per alzare i fusti che pesano circa 2 tonnellate, ma non è un problema di peso. Il fatto è che non nell'intento né di smontarli a pezzi, e quindi smontarli via via per conservare ancora un restauro fatto all'inizio del XIII secolo, e anche per evitare una disarticolazione in fase di sollevamento che era sempre possibile, non sapevamo se le grappe tenevano e se i perni tenevano, è stato progettato un sistema di cerchiatura in alto, al centro, al basso di ogni fusto, lo vediamo qua già in parte montato, dotato di tensori in maniera tale da precomprimere i fusti, esercitare una precompressione in maniera tale poi da poter sollevare i fusti quel tanto, qualche decina di centimetri, che hanno poi consentito di rimuovere i frammenti e di procedere col consolidamento. E lo vediamo, un fusto in fase di sollevamento, vedete i danni, l'ossidazione non solo dei perni metallici, 2 perni che erano stati inseriti tra questa anello, questo tassello circolare aggiunto appunto nel XIII secolo per dare la stessa altezza a una parte di un fusto che evidentemente era troppo danneggiato nella base, e anche vediamo alcuni cunei, sempre in ferro, che erano stati inseriti al momento del montaggio per mettere in bolla, in verticale, per controllare nel montaggio la verticalità della colonna. E questa addizione è stata cerchiata, l'abbiamo trovata spezzata in 7-8 pezzi, quindi è stata cerchiata, asportata, portata in officina ovviamente per essere consolidata, e poi lentamente sono stati smontati via via i frammenti che erano tenuti insieme da queste 2 cerchiature. Vediamo i frammenti rimossi con la rimozione preliminare della cerchiatura inferiore, vedete quanto si era ossidato. Nella parte inferiore c'è quella che penetrava in questo tassello di completamento, uno dei due perni, l'altro era praticamente scomparso. Eccolo, questo dei perni smontato, e lungo più di 60 centimetri, e lentamente sono stati smontati tutti i pezzi, è stato tolto il perno centrale ovviamente, e poi lentamente, anche in questo caso, si è cominciato a ricomporre la parte del moscapo, la parte del piede del fusto della colonna, aggiungendo pezzo per pezzo, ne vediamo alcune fasi, incollando via via i frammenti che avevamo raccolto, li vediamo in varie fasi, utilizzando della resina epossidica strutturale, fino a quando quasi completamente non è stato reintegrato. Poi in officina la parte del tassello è stata riunita, è stata imperniata con perni in acciaio inossidabile, è stato lasciato, colmata con una malta plastica ad alta resistenza, lasciando un vuoto centrale dove è stato collocato poi nel rimontaggio un perno, lo vedete qua, un dorone in italiano, ma un perno in acciaio inossidabile. E ricollocato questo tassello di integrazione e il perno, poi il fusto è stato calato in posizione, chiuso nei suoi frammenti ancora da collocare, e poi fissato con piombo fuso. E il piombo è stato utilizzato, ormai sto finendo, non si preoccupi, è stato utilizzato non per amor di passatismo, per riproporre una tecnica antica utilizzata fin dalle prime costruzioni templari greche e poi greco-romane. Quindi siamo nel V secolo a.C. che si usa questa tecnica, ma perché è un sistema ancora migliore, molto migliore dell'utilizzo di resine epossidiche o di anche malte, perché soprattutto a Venezia, dove ci sono continui movimenti e sbandamenti, il piombo si assesta meglio, viene espulso talvolta dal giunto, ma mantiene, se ci sono inclinazioni di una parte rispetto all'altra, riesce a mantenere un'area di contatto superiore di quella che invece non garantirebbe un materiale completamente rigido quasi, e quindi riduce eventuali fratture dovute alla inevitabilmente perdita di contatto delle 2 superfici, fino a quando il materiale, quando viene vinto nella sua resistenza, non porta alla frattura.
L'operazione poi è stata completata con il rimontaggio dei capitelli, anche in questo caso vedete con la saldatura a piombo, utilizzando piombo fuso, e poi con la riapplicazione di quelli che erano i tiranti, che erano stati piegati in maniera tale, scaldandoli in maniera tale da poter estrarre e innalzare i capitelli, ricollocando quelli che univano una colonna con l'altra e quelli che univano il capitello, la colonna, il capitello e la colonna ovviamente con la parete muraria, aggiungendo anche dei tirantini a maggior sicurezza, inclinati in maniera tale da rendere queste colonne più sicure dal punto di vista di eventuali prossime, purtroppo lo sapremo che prima o dopo succederà, sollecitazioni sismiche, in modo da impedire non solo il movimento in avanti e indietro, ma anche il movimento laterale di queste colonne. Arrivando al recupero completo, lo vedete con l'intervento che è finito, anzi era quasi finito quando la seconda acqua alta ha di nuovo è penetrata all'interno non solo dell'intero portico del nord-est della chiesa, ma invaso attraverso le porte la chiesa stessa, è arrivata fino a questa quota. E mi fermo qua ricordando che purtroppo sono operazioni delicate, lunghe, che richiedono tantissima manodopera. Il costo dei materiali è trascurabile rispetto a quello che è il costo delle maestranze che vengono impegnate in questo lavoro, e che purtroppo noi riusciamo a fare solo parzialmente, perché la Procuratura di San Marco, come ben sa il nostro Presidente, vive solo dei soldi, degli incassi della bigliettazione del Museo Marciano, del campanile e poi della Palla d'Oro e del Tesoro. Sono pochi euro che vengono pagati, salvo il campanile che ha un biglietto un po' maggiorato, ma è solo attraverso questi fondi che la Procuratoria opera per mantenere aperta la chiesa, ovviamente, senza interferire con l'attività di culto, naturalmente, e quindi garantisce l'apertura e il funzionamento della chiesa e paga tutte le opere di conservazione e restauro. Fortunatamente abbiamo avuto un finanziamento regionale di €1 milione che ci ha consentito di procedere almeno nelle operazioni di primo tamponamento dei danni più gravi, ma che ancora devono essere operazioni d'urgenza, devono essere compiute sull'intera pavimentazione. Abbiamo vasti tratti ancora di pavimentazione che devono essere curati con interventi d'urgenza prima che non tanto le cause, ma almeno i danni apparenti, quelli più visibili e più immediati provocati dall'ultima acqua alta, possono essere risolti e rimediati. Grazie. Bene, grazie. Grazie all'architetto Mario Pinaro per questo bellissimo intervento. Non so a voi, ma a me sono venuti, come posso dire, si sono stimolati due sentimenti diversi. Uno di grande dolore per vedere i danni che provoca l'acqua alta in Basilica, che sono molto di più di quanto si percepisce all'esterno, sono danni straordinariamente rilevanti. E poi il secondo è quello di grande ammirazione per questa lotta impari contro il degrado di tutto il personale della Basilica. Impari perché fin tanto che l'acqua potrà entrare con la salsedine sarà una lotta che andrà sempre continuata. Comunque, grazie per questo intervento che è stato veramente, veramente interessante. Adesso è la volta dell'ingegner Daniele Rinaldo che interverrà via Zoom. L'ingegner Rinaldo ci parlerà del progetto di difesa periferica della Basilica. L'ingegner Rinaldo è infatti persona assolutamente titolata a farlo perché amministratore unico e direttore tecnico dello studio che ha il suo nome Rinaldo, è stato consulente per il Consorzio Venezia Nova e ha realizzato per il Consorzio il piano per la difesa della Basilica dalle acque alte che è stato prima accantonato, poi recuperato. Siamo curiosi di sentire da lui le ultime novità, la descrizione di quanto appunto lui ha fatto, ma soprattutto anche magari qualche aggiornamento sullo stato di utilizzo di questo piano su cui siamo curiosi e vorremmo sapere qualcosa di più. Io quindi passerei la parola all'ingegner Rinaldo che, ripeto, interverrà via Zoom. Presidente, grazie dell'invito per prima cosa, perché per un veneziano parlare dell'Ateneo Veneto di San Marco non è cosa di tutti i giorni. Detto questo, chiedo di autorizzare e di indirizzo studio Rinaldo con la presentazione, perché ho una collaborazione.
Luca, per piacere, avvii la presentazione. Visti i tempi, salto, ma richiamando con 2 parole, che quest'opera, come le opere dell'Artece, nascono su iniziativa della Procuratoria di San Marco, che ha attivato in entrambi i casi i progetti definitivi. Il progetto esecutivo, di cui vedete il cartiglio, è stato attivato dal provveditorato. Andiamo avanti. Sì, può farlo anche lei se vuole. Quando dico avanti, è stato di fatto, avanti ancora, che non è. Questa è la parametria generale degli interventi, così come concepiti. Allora l'idea della Procuratoria è difendere la Basilica dall'alto, dal basso, dai lati, da tutte le parti. Quella riga rossa che vedete fare il perimetro della Basilica sono le lastre in acciaio e vetro. Il rosso sono un paio di punti localizzati, di porte da chiudere, e in blu sono gli interventi che la Procuratoria ha attivato per la difesa del retro, perché nel 2018 la cripta si è allagata da dietro, da riva della canopia. Avanti. Il problema, questo è stato richiamato più volte in precedenza. Queste quote si raccordano alla Basilica. Quando diciamo più 65 sul livello di Punta Salute, vuol dire che siamo più 40 sul medio mare. Vedete le varie sequenze delle quote e in blu i vari livelli di difesa. Avanti. Avanti. Allora, questa è la mappa cromatica delle giaciture. A base di marrone siamo quote verso l'1, la base di verde sono i più 60. Vedete che la Basilica è il punto più basso perché è sprofondata nei secoli sotto il suo peso. Andiamo avanti. Allora, si è molto parlato delle opere dell'Artece. In azzurro chiaro vedete il sistema dei gattoli, cioè dei condotti idraulici, che sono sotto impianto di sollevamento, cioè possono essere messi in asciutta con delle pompe e interclusi con delle valvole. Andiamo avanti. Questa è l'immagine dei gattoli. Avanti. Questo è il sistema della difesa già richiamata con i vari livelli di difesa. Se ci concentriamo, il secondo sono le opere locali, il terzo e l'ultimo è quando supera la quota di più 88, quella riga verticale è la barriera in vetro che funziona a protezione. Andiamo avanti. Questo è il perimetro. Le frecce rappresentano i varchi sulla barriera, uno è per ciascuna porta, tanti varchi, quante porte. Andiamo avanti. Questa è la barriera, c'è una struttura di fondazione e un'elevazione con lastra in vetro e pilastrini in acciaio inox. Andiamo avanti. Come funziona? Ormai è chiaro a tutti, sormonto e fuoriuscita alle mesine. Poi l'acqua si infiltra nel terreno. Quando questo è saldo, filtra sotto la barriera ed entra nel gatto e viene prosciugato, perché è impossibile garantire, cioè sarebbe facile da un punto di vista ingegneristico bloccarlo, ma non si può pensare di far palancolare a ridosso della Basilica. Avanti. Lo sviluppo dell'opera, questo è un dettaglio. I punti rossi sono i pilastrini. Andiamo avanti. Ecco, in alto a sinistra vedete lo stato di fatto, con la barriera a separazione. In basso a destra come sarà l'opera, con dei pilastrini spaziati in funzione delle colonne esistenti e le lastre in vetro, con un piccolo corrimano superiore in acciaio inox.
Avanti. Qua il dettaglio della parte sul prospetto principale. Ancora, andiamo avanti, il raccordo, fino ad arrivare alla parete della sala del tesoro. Andiamo avanti. La struttura, pilastrini e a sezioni variabili sull'altezza, questa è in pianta, e varchi mobili con delle paratie in corrispondenza ai varchi. Le opere di fondazione è un po' veloce però. Allora, tutte uguali, tutte diverse, per tenere conto della geometria pressoché interamente nota degli atomi. In sede esecutiva dovranno essere valutate le colonne acritane con particolare attenzione perché non sono note le fondazioni. Avanti. Questo sono una mappa cromatica dei punti dove devono essere previste delle valvole per evitare ristagni d'acqua. Andiamo avanti. La pavimentazione che dovrà essere momentaneamente tolta dove interferenti con le lastre in colore viola andranno posti a magazzino per essere sostituiti con delle lastre. Andiamo avanti. Finito. Grazie